Si sono cominciati a vedere in pescheria al minuto i boboli, o bovoletti o boboletti, le lumachine selvatiche di terra che sono l'ingrediente principale per una ricetta tipica veneziana e chioggiotta. A Venezia sono una tipicità caratteristica per la festa del Redentore, ma oltre il veneziano forse non sono conosciuti da tutti. Le lumachine vivono principalmente sulla terra, tra le sterpaglie, nelle zone umide vicino al mare, nei fossi e nei litorali. Sono raccolte durante i mesi più caldi dell'anno, a partire da aprile fino a ottobre, di solito al mattino presto o dopo una pioggia. La ricetta può variare, ma quella più conosciuta, boboletti, agio e ogio, li vede cucinati con aglio, prezzemolo, olio d'oliva e spezie, accompagnati da polenta, pane o anche pasta, un piatto ritenuto caratteristico della tradizione veneziana. Sapendo che a Chioggia sono in tanti ad attenderli per poterli portare a tavola, li abbiamo visti questa mattina in pescheria, al banco 1 da Manuel e al banco 27-28 da Christian. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.